Io sono Roberto Frigo. La FAE SRL è nata nel 1978, è stata fondata da mio fratello Antonio, che non c'è più, quindi lui è stato, diciamo, il pioniere della creazione dell'azienda assieme a sua moglie. All'epoca avevo 16 anni, sono subito entrato in azienda come dipendente fino all'età di 23 anni e poi sono entrato in società con lui. Questa condizione è durata fino a che non è venuto a mancare lui nel 2014. Io sono rimasto socio e amministratore unico. Le loro 2 figlie sono entrate in società con le quote di mio fratello. 3 anni fa è entrato in società anche mio figlio Fabio, quindi abbiamo, diciamo, un ulteriore cambio generazionale che sta andando avanti per cercare di portare avanti la nostra attività. Il nostro lavoro si svolge prevalentemente nel mondo delle riparazioni e sono lavori che a me personalmente danno soddisfazione ogni volta, perché che ci arrivi un motore rotto e doverlo rigenerare sono belle soddisfazioni ogni volta, vedere che il risultato è più che soddisfacente. Ho scelto di diventare maestro artigiano per una fatalità quasi anche. Siccome collaboro con un mio amico anche, oltre che collaboratore, il quale è diventato un maestro artigiano anche lui, e l'ho visto da lui praticamente. E ho detto perché no diventare maestro artigiano anche io, visto, diciamo, gli anni che ho maturato di esperienze. Poi ho visto che anche su certi concorsi è chiesto anche questa qualifica, diciamo, ecco, da lì è nato un po' il discorso. Però insomma è andato a buon fine e ci siamo riusciti. Con gli artigiani siamo iscritti da quando abbiamo fondato l'azienda e per anni abbiamo sempre collaborato e lavorato usufruendo dei loro servizi. Per prima cosa, ad esempio, le paghe, i corsi di aggiornamento. Artigiani sempre sul pezzo.